Ha un bellissimo progetto. La spiaggetta, come comunemente viene chiamata dai vicentini, dunque non sarà più solo un luogo di ritrovo estivo per i giovani, ma diventerà anche una sorta di serra con una tensostruttura molto elegante e trasparente, con un giardino di fatto invernale affacciato sul fiume. Rendere in qualche modo permanente tutto l'anno la fruibilità di uno spazio tanto suggestivo quanto facilmente intaccabile dal degrado se non viene preservato. Ecco dunque programmata già per la fine di quest'anno la nuova spiaggia d'inverno in città, un luogo pubblico di ristoro e di promozione culturale che coprirà una superficie di 250 metri quadrati, una superficie trasparente dove i colori dominanti saranno il bianco e il verde e che ospiterà piante in vaso e un orto didattico. Installate anche piccole coperture sferiche per isolare i singoli tavoli. Prosegue dunque in città il contrasto all'anarchia dei comportamenti attraverso la regolamentazione degli spazi, un modello che potrebbe essere riproposto lungo i percorsi fluviali, sia in centro che in periferia. Il piano di riqualificazione della spiaggetta è affine nello spirito al progetto di riqualificazione di Campo Marzio. La lotta contro il degrado, cioè, passa attraverso il presidio del territorio in sicurezza. Noi sappiamo che la lotta al degrado deve partire certamente dal controllo del territorio. Su questo, peraltro, proprio nel luogo della spiaggetta prosegue l'ipotesi di una videosorveglianza ad hoc, anche nei mesi invernali oltre a quelli estivi. Però al controllo del territorio ci deve essere sempre un progetto serio di riqualificazione e rivitalizzazione. Noi come amministrazione su questo tema crediamo molto e continueremo a investire.